Luca Parlatini, oggi avete vinto questa quinta vittoria di fila, avete battuto il Green Up Bedissole Volley per 3-0, una partita che sulla carta sembrava molto facile, però alla fine loro hanno dimostrato comunque, nonostante i pochi punti, di essere una squadra che anche nelle difficoltà sa comunque giocare. È una squadra che non molla, che gioca bene, è una squadra che adesso ha le finali territoriali e le finali regionali e punta ad andare ai nazionali, e quindi sono squadre che crescono sempre esponenzialmente durante la stagione e poi hanno obiettivi che esulano dal campionato di B1, di conseguenza ci tengono a crescere di livello anche in queste partite. Noi alla fine, a parte il primo set dove le abbiamo staccate bene, abbiamo faticato nel secondo e nel terzo con qualche errore di troppo, il loro livello è cresciuto e quindi è diventata una partita combattuta. E con questa partita adesso voi siete tornati alla pari delle altre squadre, avete blindato il sesto posto in classifica e siete a -4 da un incredibile, possiamo dire, quinto posto con Don Coleoni, in caso riuscite a fare delle belle partite sia con Atac che con Ofanengo. Sì, noi con oggi abbiamo blindato il discorso categoria, non entriamo più nel discorso salvezza. Ci teniamo a fare bene, giocheremo a testa libera contro Ofanengo e vediamo che partita viene fuori. È sicuramente una partita molto stimolante perché loro vengono da un filotto di 13 vittorie consecutive, sono primi in classifica e sarà bello misurarsi con loro in uno scontro che per loro vuol dire tanto e per noi vuol dire vedere a che livello siamo col gioco. Le motivazioni devono essere alte per noi però, perché adesso questa vittoria di oggi ci rende molto tranquilli e sereni. Se troviamo l'aggressività per giocarcela a testa libera e sfidarle, può venire fuori veramente una bella gara. Direi che possiamo già dare l'appuntamento a sabato prossimo, visto che questo sabato ci sarà la pausa pasquale, che sarà proprio con la Cronamis a Ofanengo. Grazie Luca, buona Pasqua e anche in bocca al lupo. Grazie, tanti auguri. Grazie.